Sono Nicola Severini e faccio parte dell'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto e Agricoltura, in particolare dell'Osservatorio Economico della Pesca. In questo caso andremo a snocciolare i dati della pesca e dell'acquacoltura in Veneto, un settore importante per il nostro primario del Veneto. Questo settore, come tanti altri dell'agricoltura, negli ultimi anni sempre di più deve far forza alla crisi strutturale di questo comparto, che si va a estrinsecare una produzione che si desume dai conti regionali dell'Istat di 161 milioni di euro, produzione che si presenta in calo del 4,9% rispetto all'anno precedente. Cosa va a incidere su questo calo della produzione? Oltre alle avversità climatiche e a fattori esogeni come possono essere le restrizioni delle leggi comunitarie per la pesca nel lato Adriatico e condizioni più invece endogene come alcune avversità come possono essere le noci di mare o il granchio blu, che stanno facendo razzia negli impianti di molluschicoltura del Veneto, mettendo in ginocchio un settore intero. Allora, passando poi ai dati di questo comparto, a livello strutturale il settore ittico del Veneto può contare su 3.055 imprese del primario ittico, imprese che nell'ultimo anno perdono l'1,1%, di cui la perdita più accentuata è quella riguardante le aziende della pesca, meno 7,5%, mentre continua la corsa verso l'alto di quella dell'acquacoltura con più 3,6%. Mentre se teniamo conto di tutte le aziende della filiera ittica regionale, arriviamo quasi a 3.800 ditte, considerando anche quelle che sono a valle della produzione, quindi quelle interessate dal commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, che le imprese della trasformazione e della lavorazione dei prodotti ittici. In questo caso registriamo un calo del 2% circa. Passando poi alla flotta marittima, la flotta marittima del Veneto registra nell'ultimo anno 656 pescherecci che si presentano in leggero rialzo rispetto all'anno precedente dello 0,8%, mentre l'occupazione anch'essa si presenta in leggero aumento con circa 8.000 occupati nel settore ittico del Veneto. Passando alla produzione, per quanto riguarda la produzione locale che viene sbarcata nei 6 mercati ittici del Veneto, questa nel 2023 si è attestata a circa 14.000 tonnellate e un calo del 4,5% in volume, mentre per quanto riguarda il fatturato questa è arrivata a 40 milioni e mezzo, con un calo in questo caso del 6,9%. Se teniamo invece conto anche dei transiti di prodotto ittico nazionale ed estero che arrivano ai mercati più grandi del Veneto, quindi parliamo di Chioggia e Venezia, in questo caso la produzione arriva a 21.888 tonnellate per un fatturato di 107 milioni di euro. Un comparto tipico dell'ittico veneto è quello dei cogevo, quindi dei molluschi bivalvi di mare, comparto che nell'ultimo anno ha pescato tra vongole e fasolari circa 3.800 tonnellate e si presenta un buon rialzo del 40% rispetto alle annate precedenti, che erano state abbastanza catastrofiche. Il rialzo è dovuto quasi per intero al comparto della vongola di mare. Per finire, un occhio alla bilancia commerciale ittica, che in questo caso è molto negativa per il Veneto, che presenta un saldo di circa 361 milioni di euro negativi, dovuto a un grande quantitativo di importazioni di prodotto ittico a fronte di esportazioni che sfiorano i 62 milioni di euro.